Buongiorno a tutti, siamo alla 17ª edizione del Festival della Piccola e Media Editoria di Susegana in compagnia della principessa Isabella Collalto. Quest'anno parliamo di rinascite. Questo vocabolo, questo termine, che cosa le fa venire in mente? Innanzitutto è un termine bellissimo, rinascita, c'è questo che ci parla di qualcosa di nuovo, e però qualcosa di legato al passato contemporaneamente, proprio parlando di una nascita. E non posso con questo termine fare a meno di pensare a mio padre. Mio padre in fondo ha fatto rinascere questo castello come l'araba fenice proprio dalle sue ceneri, e di ceneri si può parlare in senso letterale perché effettivamente dopo il passaggio della Prima Guerra Mondiale con tutte le sue distruzioni, il suo carico di lutti, questa terra, questo castello era rimasto veramente in uno stato di rovina, e mio padre, grazie alla volontà di far rinascere questo luogo storico per la famiglia, ma non solo per la famiglia, veramente per tutto un territorio, ha voluto che questo luogo avesse nuova vita, ed effettivamente così è stato. È un luogo nel quale si verificano, ci sono degli eventi di un'importanza straordinaria, come naturalmente l'edizione che stiamo vivendo ora di Libri in Cantina, ma non solo, è un luogo che conosce eventi di ogni tipo, a livello imprenditoriale, a livello semplicemente familiare, ma veramente di qualsiasi tipo. Il fatto che si tenga quest'anno, come gli anni precedenti, l'edizione di Libri in Cantina, per noi è molto importante perché è una manifestazione di grandissimo spessore, ed è proprio questo spessore che dà diciamo senso, continuità alla grande storia che ha avuto la nostra regione, e di questo sono orgogliosa. Per cui sono orgogliosa di questo, mi piace il tema della rinascita. Piace tanto anche a noi. E diciamo che dobbiamo dire che il castello è proprietà privata e solo in occasione del Festival della Piccola e Media Editoria viene aperto alla comunità. E quindi che valore ha per lei questo evento, ospitare questo evento all'interno degli spazi del castello? È senz'altro un grandissimo onore, non solo un piacere, perché è un piacere vedere tutte queste case editrici, conoscere, incontrare gli scrittori, assistere ai concerti, alle rappresentazioni teatrali, assistere a questa vita che è una vita particolarmente ricca, e io credo che in un momento come quello che stiamo attraversando ora, che è un momento di difficoltà da tanti punti di vista, anche semplicemente parliamo dei valori morali, parliamo di tutto quello che tutti noi viviamo tutti i giorni. Ecco, un momento come questo ci porta in un'altra dimensione, una dimensione di belle cose, una dimensione dove si parla dell'umano, delle persone. Anche proprio il fatto che siano le piccole e medie case editrici ce le fa sentire molto più vicine, sono più vicine a noi, sono in grado di captare, di cogliere meglio il territorio e di cogliere meglio in fondo la natura umana, e dunque questo mi fa piacere, perché proprio vedere che qui all'interno di queste sale, all'interno di questi palazzi, che si tiene questo evento, senz'altro penso renda un gran piacere a me, come dicevo, ma anche molto onore alla nostra famiglia, ma a tutto il territorio. Ringraziamo la principessa Isabella Collalto e noi andiamo avanti con gli eventi in programma.